Il telefono che squilla a vuoto, la sorella Giacomina che non risponde. È preoccupato il fratello Claudio che questa mattina chiama i carabinieri. Sul posto arrivano i militari dell'Arma, aprono la porta e davanti a loro si apre il macabro scenario. I due coniugi, Giacomina Zanchetta di 67 anni e Raffaello Salvador di 72, sono distesi sul pavimento senza vita. Claudio chiama il vicino Michele, la coppia è morta. Accanto ai corpi un fucile da cui sarebbero partiti 2 colpi. Il terzo, secondo la scientifica, potrebbe essere stato sparato da un'altra arma, forse un altro fucile che si troverebbe sempre nell'abitazione. In cucina, dove ancora la tavola è apparecchiata per la cena, il corpo di Giacomina all'altezza del petto, il colpo sparato. Raffaello invece centrato al volto. Sarebbe stato proprio quest'ultimo, un ex militare e aiutante dell'aviazione, addetto ai gruppi elettronici, a mettere fine alla vita dei coniugi. Tra i due potrebbe essere nato un diverbio, concluso tragicamente con dei colpi di pistola esplosi. Al civico 126 di Via del Lavoro a Vittorio Veneto arrivano alla spicciolata gli amici, mentre si attende l'arrivo dei figli della coppia, Giovanni che risiede in paese e la figlia Sabrina che arriva da Faenza. Una brutta vicenda che si chiude con la morte di 2 pensionati, moglie e marito, quest'ultimo in pensione da 15 anni. Spetterà ora alla scientifica stabilire come siano stati sparati i colpi che hanno condotto alla morte di quella che da tutti viene ricordata come una coppia felice.